Rosisica, associazione culturale Smile. Questa mattina siamo presso la Sala dei Baroni al Castelnuovo per l'istituzione che ha voluto il Comune di Napoli di un premio importantissimo che questa mattina sarà conferito a Gigi D'Alessio. Il premio è istituito è ambasciatore della canzone napoletana per questo evento. Presentazione Napoli, città della musica. Quindi nasce questa mattina 6 ottobre, ci sarà Gigi D'Alessio e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Nasce per un'idea del consigliere comunale, commissario alla cultura Papais, con l'autorizzazione e l'assenso del sindaco, il quale ha istituito un personale ufficio che si chiama Ufficio della Musica, e il consigliere accanto al sindaco di Napoli, l'avvocato Tozzi, è colui che si occupa del settore sia musicale che del settore audiovisivi del Comune di Napoli. Napoli, città della musica, presentazione questa mattina dell'istituzione di un premio insieme al consigliere comunale Gennaro Demetrio Papais, già avvocato e commissario della Commissione Cultura del Comune di Napoli. Questa iniziativa, brillante iniziativa che ci porterà nel mondo con gli ambasciatori della musica napoletana, nasce da un'idea del consigliere Papais, quindi a lui la parola. Grazie, noi abbiamo pensato di rilanciare la città di Napoli anche attraverso la musica, ma per poterlo fare dobbiamo avvalerci ovviamente di autorevoli artisti che la nostra comunità vanta, tra i quali Gigi D'Alessio, ma non sarà l'unico. Oggi conferiamo il premio a Gigi D'Alessio, ma ci saranno anche autorevoli artisti che saranno convocati in Commissione Cultura per dirci come rilanciare la città attraverso la musica. Quindi siamo ben lieti di aprirci alla città e di aprirla agli autorevoli artisti che hanno manifestato la loro disponibilità per suggerimenti del rilancio della città attraverso la musica. Noi ascolteremo anche, se c'è disponibilità, il sindaco Manfredi, il quale ha accettato questa brillante iniziativa e ha istituito un ufficio competente. Sì, il sindaco Manfredi sotto questa direzione ha istituito l'ufficio Napoli Città della Musica, guidato dall'avvocato Tozzi, che sarà l'avvocato Tozzi con una commissione apposita a valutare i singoli ambasciatori che noi formuleremo come proposta, e quindi sotto il rigido filtro dell'avvocato Tozzi, responsabile di Napoli Città della Musica, valuteremo tutti gli ambasciatori che aiuteranno la nostra città. Quindi non ci resta che attendere anche la star della giornata e il premiato. Quindi oggi 6 ottobre 2022 il Comune di Napoli istituisce questo premio con la Commissione Cultura e Turismo a Gigi D'Alessio, ricordando proprio l'ultimo concerto che l'ha portato oltre già la sua confermata carriera a livello mondiale con telecamere Rai. E quindi non solo D'Alessio, ma il primo in assoluto lo ricordiamo, che è stato Caruso, che ha portato la nostra musica in tutto il mondo. Quindi possiamo scommettere su questo rilancio musicale? Dobbiamo scommettere, perché il rilancio della città passa anche e soprattutto attraverso la musica, l'arte ed il teatro. Grazie, e saremo qui per seguire tutta la giornata questo bellissimo evento. Grazie a voi.
insieme al consigliere comunale Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura, che affianca questo progetto e quest'idea, della quale già abbiamo parlato con il consigliere Papais. Cosa pensa lei di come sarà questo evento? Cosa porterà alla città di Napoli? La città di Napoli da oggi festeggia due cose: innanzitutto la nascita del premio Ambasciatori della musica napoletana, che è un progetto in fieri che si comporrà di una commissione che valuterà le proposte di comitati, cittadini, esperti di nominare tanti ambasciatori della musica napoletana, che oggi hanno un capofila che è Gigi D'Alessio, che viene qui a celebrare la nascita perché c'è un precedente temporale che di cui non potevamo tener conto, i 30 anni di questa brillante carriera che ha avuto questo evento, diciamo, in piazza del plebiscito, e quindi da Gigi in avanti, attraverso tante altre proposte che arriveranno e che comporranno tutti i generi musicali, perché praticamente ci sarà spazio per tutti. Noi avremo un roster di artisti che non avranno solo un tributo dalla città, ma avranno un onere, quello di rappresentarla all'estero, portando avanti l'industria dell'audiovisivo, che deve creare economia e indotto, soprattutto cultura identitaria, perché Napoli è musica. Grazie. Con il consigliere del sindaco Gaetano Manfredi, responsabile musica e audiovisivi del Comune di Napoli, Ferdinando Tozzi, l'avvocato Ferdinando Tozzi. Quindi lei sosterrà e controllerà questa commissione che dovrà istituirsi? La sostengo, come la sostiene il sindaco, attraverso il progetto di Napoli Città della Musica. Controllo assolutamente no, faremo una commissione di persone super partes che possa poi nel tempo individuare altri soggetti che con la musica hanno portato la canzone, ma tutto l'ecosistema musicale di Napoli in giro per il mondo. Quindi ambasciatori perché? Perché uno dei caposaldi del nostro progetto è l'internazionalizzazione, che significa un'osmosi, uno scambio fra le grandi capacità del nostro territorio e quelle dell'esterno e viceversa. Quindi oggi con Gigi e con i suoi 30 anni stiamo facendo un inizio che è assolutamente coerente con quelle che sono le linee guida di Città della Musica, e per questo siamo molto contenti. Io la ringrazio, però vorrei dire, visto che lei è il consigliere del sindaco, poteva consigliare al sindaco questa mattina di organizzare un piccolo concerto per noi, perché Gigi D'Alessio sta facendo la calca. Questo sarebbe molto bello, ma diciamo già siamo stati a Piazza Plebiscito, poi Gigi ha i suoi impegni professionali, ma non mancherà occasione. Ovviamente è stata una nota ironica e ringraziamo l'avvocato Tozzi per questo intervento. Grazie. Senti Gigi, bellissima l'idea del consigliere Papais, ma tu come pensi di porti per contribuire a questo messaggio musicale, visto che oltretutto il tuo grande successo che hai ricevuto dal pubblico segue un successo di un grande come è stato il Merola Day, se ben ti ricordi, quindi voi siete gli ambasciatori veramente nel mondo che non solo portate avanti la canzone, ma portate avanti la lingua napoletana, che è praticamente oggi studiata presso il Conservatorio di Benevento, unico in Europa. Quindi bene, come pensi? È la lingua napoletana, a noi non è un dialetto. E come esiste l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e l'italiano, esiste la lingua napoletana. Quindi come pensi di interagire oggi che, signori cari, abbiamo Gigi D'Alessio che è il primo che inaugura questo eccellente premio? Che bella responsabilità. L'importante è promuoverla e non farla dimenticare, perché se noi pensiamo tanti anni fa, il carosone per esempio, che non avevamo i mezzi di oggi, no? Perché oggi in un minuto, diciamo, siamo tutti in un giudizio immediato, in un minuto sai se la cosa sta andando bene o se sta andando male, perché in un minuto oggi una cosa può fare il giro del mondo. Pensate a quelli lì che l'hanno fatto tanti anni fa, i Carosoni, Merola, i Sergio Bruni, insomma voglio dire quella categoria di artisti che fatica hanno dovuto fare porta a porta, è proprio la canzone che è stata più veloce di noi, come dicevo prima è la canzone che porta noi nel mondo, non siamo noi che portiamo la canzone nel mondo. Grazie. Quindi un riconoscimento assolutamente meritato. Sindaco, in che modo dovranno contribuire i partecipanti a questo premio?
Ma io credo che loro debbano essere un po' degli ambasciatori della città. La musica è una delle grandi identità culturali di Napoli, è uno strumento straordinario per far conoscere e far amare la nostra città, e tutti questi gli artisti, tanti artisti che la rappresentano e che girano il mondo, sono degli straordinari testimonial di quello che è Napoli, la sua cultura, la sua identità e la sua grande storia. Quindi gli artisti collaboreranno con il Comune di Napoli? Il principio che è stato messo in campo dalla Commissione è proprio questo, cioè che poi loro collaboreranno veramente come testimoni di questo straordinario patrimonio. Grazie. Per i futuri ambasciatori. Gigi, scusami, la musica è di tutti, ma oggi il compleanno è mio. Me la dedico? Auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Dedichiamo questo augurio al pubblico di Edoardo Rosisica, Smile Associazione Culturale.